Buongiorno, oggi ci troviamo sulla strada del vino e dei sapori del Friuli Venezia Giulia. Io sono Sebastiano e vi do il benvenuto da Eppinger Caffè. Qui abbiamo la pinza triestina, un dolce tipico, un prodotto lievitato da forno che si realizza con la biga e poi riprendendo l'impasto reimpastando più volte, dalle 3 alle 4 volte, lasciando sempre lievitare l'impasto a raddoppio. È una lavorazione che impiega tutto l'arco della giornata praticamente. Una volta in casa si faceva, tutte le massaie facevano la pinza, preparavano i loro impasti e poi era tradizione portare giù dal fornaio tutto l'impasto e il fornaio andava a cucinare le pinze fatte in casa perché in casa non si avevano i forni per poterle cucinare in pratica. La pinza appunto veniva fatta a Pasqua perché a Pasqua solitamente andava a fare il picnic pasquale, no? Poteva essere accompagnata non solo da quello che poteva essere il dolce, la marmellata o la crema di cioccolato piuttosto che la crema, ma veniva anche abbinata al nostro prosciutto cotto a Trieste specialmente. Viene abbinato con il prosciutto cotto e si portava in occasione delle feste pasquali, del picnic, un dolce, diciamo un pane dolce, un pane più ricco in occasione della festa.